Se andrà avanti così pagheremo uno scotto troppo importante, ma penso, visto che tanto ANCI quanto UPI stanno dialogando con il governo, che ci sia un ravvedimento a livello governativo, altrimenti sarà proprio oltre il danno la beffa. Reduce da settimane segnate dall'emergenza maltempo, con la sua città ancora ferita, Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, non le manda a dire, anche se sulla carta il governo, dal punto di vista politico, è amico. Nodo del contendere la bozza del decreto sulla spending review, oltre 1 miliardo di euro di tagli per gli enti locali da qui al 2028, 250 milioni solo per quest'anno. Ma il problema non è tanto il numero, che già circolava, quanto il criterio di ripartizione contenuto nella bozza del provvedimento, che prevede tagli maggiori per chi ha più progetti finanziati dal PNRR. Su questo la provincia di Treviso è stata tra gli enti più virtuosi in Italia, virtù che potrebbe divenire un boomerang. Tu fai conto che 100 milioni di euro sono stati intercettati dall'ente provincia per la scuola e circa una ventina li ha messi di risorse proprie, dai 15 ai 20, sono 120 milioni di opere di cui il territorio fabisognava. Sono soldi che sono tanti e laddove dovessero pesare sul bilancio della provincia, che è già un bilancio asfittico, andremo verosimilmente in disequilibrio. Non si può dare con una mano e togliere con l'altra. Questo è il concetto. Ma a rischio vanno i bilanci degli enti locali, questo va a rischio. Quando tu metti a rischio un bilancio, metti a rischio servizi come il trasporto pubblico, come le mense laddove le concorrano gli enti locali, servizi di riscaldamento nelle scuole, insomma quei servizi base vanno a rischio quando i bilanci non trovano più la quadratura. Insomma, cambiano i governi, ma la logica dei tagli sugli enti più virtuosi resta, anche se si spera in un dietrofront. Sullo sfondo la partita parallela del ritorno all'elettività delle province, rilanciata nelle scorse ore dallo stesso ministro Calderoli in Veneto. Vi è bisogno delle province, lo vediamo in questi momenti alluvionali, no? Dove le strade come sono messe, lo abbiamo visto con l'azione rispetto alle scuole, lo vediamo con le gare, no? Le province sono gli enti più performanti, coloro che sono stati in grado di essere a fianco nei comuni per calare a terra il PNRR, quindi le province è un ente che serve.